Buonasera a tutti e benvenuti all'incontro organizzato dal Propeller Club Porto Venice in occasione del Salone Nautico di Venezia. Anche quest'anno proponiamo un tema di stretta attualità che è il rinnovo delle concessioni balneari e la famosa direttiva Bolkestein. Noi abbiamo scritto siamo all'ultima spiaggia perché è di prossima approvazione il provvedimento e avremo occasione di avere dalla viva voce dei tecnici, dei professionisti e degli operatori del settore le opinioni e anche le critiche sempre costruttive e utili su questa tematica che occupa pagine di giornali proprio in questi giorni e non solo, è da mo' che la discussione è in atto. Ecco. Ringraziamo particolarmente l'amministrazione comunale, è qui presente con noi l'assessore Zuin, l'assessore al bilancio, che porta un saluto appunto dal Comune di Venezia, al quale passerò la parola subito dopo aver dato una breve illustrazione di che cos'è il Propeller, perché immagino brevemente ovviamente che non tutti, ecco, soprattutto chi non è operatore del settore sappia che cos'è. Insomma, è un'associazione, un club appunto, di operatori e anche di professionisti che si occupano proprio di tematiche relative ai trasporti, alla logistica e anche comunque nel proprio seno ha rappresentanti istituzionali sia dell'autorità di sistema portuale che delle dogane che appunto delle varie amministrazioni coinvolte nel processo di, io dico non solamente di movimentazione della merce ma anche per tutto ciò che riguarda la crocieristica e tutte le tematiche trasversali che questo settore molto importante dell'economia nazionale tocca. Ringrazio altresì il dottor Perocchio, Roberto, che è anche socio del nostro club e ci onora, e ringrazio per presidente di Assomarinas, peraltro, che ci illustrerà egregiamente, siamo tutti orecchi appunto per comprendere proprio questo processo complesso che ha riguardato proprio una tematica molto importante anche per le persone che poi di fatto usufruiscono proprio dei servizi balneari. Quindi. Ringrazio anche la dottoressa Laura Colognesi, giornalista specializzata del settore, per la sua disponibilità e anche lei socia del club. E ringrazio tutti i relatori oggi presenti. Abbiamo il dottor Alessandro Berton, che è presidente Union Mare Veneto, che su queste tematiche è veramente un'eccellenza e ha avuto occasione e modo anche di portare avanti la voce di molti operatori su questo tema. Ringrazio anche Alberto Granzotto, presidente nazionale FAITA Federcamping, che si collegherà da remoto con noi oggi. Silvia Vianello, presidente del Consorzio Promozione con Chioggia, sì, e il nostro presidente Umberto Masucci, che doveva collegarsi ma purtroppo proprio per un problema tecnico che stiamo cercando di risolvere, anzi la regia sta cercando di risolvere, non gli sarà agevole collegarsi. La direzione marittima del Veneto sarà presente con il comandante di vascello Francesco Rebuffat. E quindi buon lavoro a tutti e passo la parola ai saluti istituzionali da parte dell'assessore Michele Zuin e poi lascio i lavori alla direzione magistrale della dottoressa Colognesi. Grazie. Grazie dell'invito, grazie intanto di svolgere questo importante tema all'interno del Salone che ogni anno si caratterizza anche, come in questo caso, di trattare un argomento quanto mai attuale, come diceva, nel senso che è proprio di questi giorni appunto una svolta sulle decisioni che vengono prese. Intanto chiaramente porto i saluti del sindaco Luigi Brugnaro e di tutta l'amministrazione comunale e volevo anche però, oltre ai saluti, dire qualcosina, perché poi comunque il Comune di Venezia ha, diciamo così, una propria spiaggia, nel senso che la gestisce tramite una società partecipata ora al 100%, fino a poco tempo fa era una società gestita con un privato, invece è stato fatto un investimento da parte dell'amministrazione per portarla totalmente pubblica e per cui siamo particolarmente interessati a questo tema. Non tanto per questa, perché abbiamo fatto una scelta alcuni anni fa di fare un investimento
con risorse proprie della società Venezia Spiagge di costruire una piscina proprio in riva al mare, al Lido di Venezia, e questo ci ha consentito di rinnovare la concessione, per cui abbiamo altri 18 anni. Però sono interessate in questo caso molte spiagge del Comune di Venezia, che sono appunto sul litorale del Lido, che invece dovranno, diciamo, essere sottoposte alle nuove normative che stanno uscendo. E sento da più parti dire che forse si poteva ancora tirare avanti, ci sono paesi che ancora spostano in là il termine per aderire alla Bolkestein, e da questo punto di vista però dico a tutti questo che c'è in questo momento è un governo che per la sua formazione, no, di quasi tutto l'arco costituzionale in Parlamento ha deciso di affrontare, diciamo, determinati temi anche un po' a muso duro, nel senso che questo è il ruolo che si è ritagliato il Presidente Draghi, e da questo punto di vista ha deciso di prendere una decisione. Penso che tutti i partiti però abbiano, e da qui diciamo la soluzione che si è trovata, siano intervenuti per far capire che non può essere semplicemente una questione tecnica, ma è una questione che deve tener presente, deve tener conto di tutto quello che gli attuali concessionari delle spiagge hanno fatto e svolto in questi anni, per cui non può essere che viene tirata una linea e si riparte di nuovo. C'è la paura che si possa perdere diciamo determinate peculiarità, magari con l'entrata di grossi gruppi, eccetera, di grossi capitali nelle concessioni delle spiagge, e va tutelato chi fino adesso ha fatto bene il suo lavoro, magari facendo anche investimenti, e quindi giustamente deve essere uno nelle condizioni di partecipare, di poter essere competitivo, due nel caso opposto di avere un indennizzo che sia adeguato per quello che è stato poi il lavoro che si è svolto. Da questo punto di vista lo stralcio nell'emendamento al decreto concorrenza della parte relativa agli indennizi e l'impegno del governo di fare un decreto legislativo entro 6 mesi per vedere meglio questa cosa. È un po' alla politica, no? Cioè nel senso che si rimanda un po' più in là una decisione che era che bisognava se no prendere in poco tempo, e per come l'aveva messa giù il governo avrebbe anche posto la fiducia, per cui mettendo i partiti di fronte alla scelta se dare fiducia o meno, si è trovata questa soluzione che mi dicono appunto sia comunque scaturita da quasi tutti i partiti, nel senso di spostare un attimino più in là la questione indennizi e di cercare una quadra all'interno di questi decreti legislativi per appunto, secondo me, affinare meglio quella che deve essere una cosa non facile perché le situazioni che poi si creano nei concessionari di tutta Italia sono le più diverse. Forse c'è chi merita, c'è anche chi non merita determinate attenzioni, nel senso che qualcuno ha svolto magari le concessioni non investendo o non facendo determinate cose a tutela anche del patrimonio italiano, delle spiagge e quant'altro, però lasciando stare poi appunto questi comportamenti, penso che questi decreti legislativi vadano adeguatamente supportati e studiati. In questo caso mi rivolgo a quelli che oggi sono tecnici di questa materia, che
studiano questa materia, che applicano questa materia, che sono in contatto e rappresentano molte volte tantissimi concessionari, e per cui a loro, secondo me, va proposto, o comunque io penso che questo convegno serva anche a questo, per venire fuori con delle soluzioni che poi vengono poste alla politica per trovare poi una soluzione finale, no? Nel senso che va fatta quell'attività di lobby sana, non solo per mantenere uno status quo, ma un'azione di lobby nei confronti delle forze politiche che porti a delle soluzioni che siano poi accettate o comunque diciamo così, favorevoli alla maggior parte. Penso che sia un argomento in cui non si potrà mai accontentare tutti quanti, però bisognerà cercare di trovare la soluzione che vada bene per la maggior parte, e soprattutto, io lo dico in termini proprio così, a quelli che si sono comportati bene o meglio, diciamo, in questi anni. Per cui mi aspetto che si apra in questi mesi un dibattito che parte da qua probabilmente, perché oggi giustamente dite l'ultima spiaggia, perché mi pare o lunedì o martedì vada in votazione il decreto concorrenza, ma che si sviluppi un dibattito che poi porti veramente ai partiti una soluzione chiara, senza tanti tiramenti di giacche, ma che venga, diciamo, dalla base, dalle rappresentanze tra virgolette sindacali, no? dei concessionari, e che porti finalmente a non avere più questo problema, affrontarlo in modo diverso, di dare anche la possibilità di aprire la concorrenza, ma che sia una concorrenza che non distrugga tutto quello che si è costruito in questi anni in modo fattivo. E per un paese come il nostro, che diciamo è per sua definizione proprio a spiagge in tutta quanta la parte diciamo così rivolta al mare eccetera, è un decreto molto molto importante, una svolta veramente importante che dobbiamo saper cogliere con positività. Dico non si poteva andare oltre, perché non penso che guadagnare 1 anno, 2 anni, come stanno facendo determinati paesi, sarebbe stato meglio affrontarlo bene e cercare appunto insieme a voi e alla politica di trovare una soluzione, ripeto, che sia la migliore per il nostro Paese. Grazie. Buongiorno a tutti, ringraziamo per l'intervento molto interessante. Siamo qua oggi per un argomento molto importante. Domani, come sapete, ci sarà la votazione in Senato del decreto legge sulla concorrenza. La strada sembra ormai segnata, l'argomento però è molto vasto. In pratica il testo prevede che le concessioni in essere continuino ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 e poi verranno messe a gara. E qui si apre veramente un universo perché ci sarà l'accesso libero alle spiagge, la mappatura e il frazionamento dei lotti e le gare aperte a vecchi e nuovi operatori. Quindi si tratta da un lato di salvaguardare chi in questi anni ha costruito e ha messo impegno, e dall'altro di mantenere l'identità e l'importanza delle nostre spiagge. Quindi un processo, un cambiamento molto importante che si allinea alla direttiva Bolkestein discussa, voluta dall'Europa. Oggi siamo qui a parlarne con protagonisti diretti che lavorano tutti i giorni in questo settore e che quindi possono dirci la loro opinione a livello proprio concreto. Partiamo col direttore marittimo del Veneto, il Gianfranco Rebuffat, che è con noi in collegamento. Buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Sì. Buon pomeriggio avvocato, io sono in rappresentanza del direttore marittimo del Veneto, l'ammiraglio Pellizzani, del quale sono il relatore dei saluti a tutti gli intervenuti di oggi. Saluto il Presidente. Scusi, però la voce si sente molto male. Chiediamo un attimo alla regia se è possibile un collegamento più nitido. Mi sentite?
Sentite meglio? Credo che credo Sì, un po' meglio, sì, grazie. Di avvicinarsi al microfono. Allora mi avvicino al microfono, io sono in rappresentanza dell'ammiraglio Pellizzari, Grazie. alla direzione marittima di Venezia e sono portavoce dei saluti al Presidente Mancucci, al Presidente Carnielli e a tutti gli illustri ospiti di oggi e a quanti ci seguono. L'argomento ovviamente attualità. Noi come amministrazione dello Stato ovviamente non è il nostro compito esprimere delle valutazioni in merito a decisioni che stanno all'organo politico. Quello che ovviamente invece posso fare contributo alla discussione e molto brevemente, oltre ovviamente ai saluti istituzionali premessi, illustrare in una maniera molto sintetica che sono i compiti dell'amministrazione marittima e quindi della Capitaneria di Porto in questo settore specifico. Ora, come tutti sanno, la gestione del demanio marittimo da tempo è stata devoluta dallo Stato agli enti locali per quanto concerne gli aspetti turistico-ricreativi, però lo Stato, attraverso l'amministrazione marittima, quindi il corpo delle capitanerie di porto, ha mantenuto dei compiti. E questi compiti sono, oltre la polizia demaniale, intesa in senso repressivo nei confronti di eventuali abusi, anche una polizia amministrativa che si svolge nel caso specifico attraverso i procedimenti di incameramento allo Stato dei beni che insistono sulle aree demaniali marittime. Infatti, chi ovviamente lavora nel settore sapete che ci sono i beni gestiti da parte dei concessionari, si dividono in due macro categorie, quelle di facile rimozione e quelle di difficile rimozione. La valutazione spetta ad un'apposita commissione che deve individuare se sono di facile o di difficile rimozione. Cosa cambia? Che i beni di facile rimozione al termine della concessione sono da smontare, portare via e lasciare quindi l'area libera. Invece quelli di difficile rimozione ne viene valutata l'incamerabilità allo Stato, ossia l'inserimento di questi beni tra le pertinenze demaniali marittime. Il demanio, infatti, il demanio marittimo è un demanio naturale, cioè costituito esclusivamente da beni che sono tali in natura. Tutte le costruzioni artificiose, quelle create dall'uomo, costituiscono invece una categoria che si chiamano pertinenze. Quindi, una volta che questi beni di difficile rimozione vengono giudicati incamerabili dallo Stato, passano tra le pertinenze demaniali marittime. E questo avviene alla scadenza delle concessioni, ma alla scadenza delle concessioni così come erano nate, cioè quelle concessioni che prevedevano la realizzazione di questi beni. Poi, ovviamente, nella realtà ci sono tante fattispecie diverse, specialmente quelle imputabili a dei beni che hanno perso quella caratteristica di facile rimovibilità come era originariamente prevista dalle concessioni e che nel corso degli anni sono stati sanati attraverso delle procedure sanatorie edilizia. Allora non si comunicano perché occorre poi verificare se conviene allo Stato incamerare. Insomma, per concludere il mio intervento, l'amministrazione dello Stato, attraverso non solo le capitanerie che hanno il compito di avviare questi procedimenti di incameramento, ma anche attraverso
l'Agenzia del Demanio che tutela la dominicalità dell'area, quindi quelle che sono le prerogative delle proprietarie dell'area, che tranne nella regione siciliana è sempre lo Stato, e quindi la Capitaneria dei Porti, unitamente all'Agenzia del Demanio, unitamente al provveditorato delle opere pubbliche, che valuta l'aspetto tecnico dell'opera se è da considerarsi di fatto di difficile rimozione, con la partecipazione anche dell'ente locale, quindi dell'ente gestore e del controinteressato, quindi dell'ultimo concessionario, apre questo procedimento, effettua questa valutazione che poi può concludersi o meno con l'incameramento del bene allo Stato. È chiaro che una volta che il bene viene incamerato allo Stato, ovviamente ne diviene parte costituente del lotto dell'area, e quindi come tale anche l'area ovviamente ha un valore diverso per quanto concerne anche i canoni, la messa a bando, eccetera. Ovviamente io rimango a disposizione per eventuali domande, saluto tutti, ringrazio per l'invito e seguirò con grande attenzione il dibattito. Grazie. Ringraziamo la direzione marittima del Veneto, anche se l'audio non era il massimo, ringraziamo comunque per il contributo. Passiamo ora ai relatori in sala, con l'importante presenza di Roberto Perrocchio, che è il presidente di Assomarinas. Preciso che il decreto comunque prevede altri emendamenti che dovranno diventare attuativi nei prossimi mesi. Quindi da questo passo la palla. Grazie, molto gentile. Come molti di voi sanno, Assomarinas è l'associazione italiana dei porti turistici, 87 porti turistici che a loro volta all'interno dell'organizzazione fanno parte di Federturismo Confindustria e di Confindustria Nautica, e quindi ovviamente il mio intervento è focalizzato sul tema degli effetti di questa normativa sul mondo della portualità turistica. Poi l'amico Alessandro Berton scenderà nel dettaglio del tema delle spiagge. L'assessore Zuin, che fa parte di una forza politica che si è adoperata per tutelare i buoni concessionari, giustamente diceva qualche buon concessionario si sarebbe aspettato anche qualcosina di più del governo, perché voi vi ricordate che tutto il dibattito era partito anche con la richiesta di una omogeneità di trattamento a livello comunitario, perché c'erano alcuni paesi appunto che tiravano un po' indietro rispetto allo spirito della direttiva e della liberalizzazione stimolante la concorrenza. E quindi c'era anche nel dibattito il tema della qualifica della concessione demaniale dal punto di vista giuridico, perché c'erano fortissime argomentazioni, anche sentenze di Corte di Giustizia e di recente anche pareri della stessa Commissione con riferimento per esempio al tema delle concessioni nei porti commerciali in relazione alla procedura di infrazione che riguarda il trattamento IVA dei servizi dei porti commerciali, in cui si diceva la concessione è una locazione d'area. E allora il tema antecedente, possiamo dire, era perché applicare una direttiva nata per l'appalto dei servizi a delle situazioni che invece sono locazioni d'area. Però, come dire, la ragione politica e anche il debito pubblico italiano sono prevalsi, e di conseguenza il governo, differentemente dal governo Conte che il 4 di febbraio dell'anno scorso aveva scritto ancora una dura lettera alla Commissione europea cercando di differenziare il mondo delle concessioni da quello dell'appalto dei servizi, insomma l'attuale governo, tenuto conto del rafforzamento necessario dei rapporti con la Commissione europea, si è indirizzato fortemente nel braccio di ferro con i partiti nel dire no, l'attuazione in qualche modo la dobbiamo dare. Tengo a precisare che ci sono ancora alcuni elementi transitori, come l'assessore Zuin ben evidenziava, perché l'articolo 2 bis di questo disegno di legge, o meglio di questa legge concorrenza approvata per ora solo in Commissione Industria del Senato, prevede due commi che da un lato salvaguardano in parte quei prolungamenti che erano già stati emanati dagli enti locali
in relazione alla precedente legge 145, ossia quel comma dice sostanzialmente laddove il prolungamento sia scaturito da una procedura di una certa trasparenza, quindi con possibilità di opposizione, di contestazione, eccetera, eccetera, il prolungamento del titolo può essere considerato valido. Qui si aprirà un bel dibattito, perché ci sono regioni come la Sardegna o come il Friuli Venezia Giulia che hanno adottato un metodo particolare che non consisteva nella semplice presa d'atto della legge 145 e del prolungamento automatico al 2033 delle concessioni, ma consisteva nel dire: tu concessionario mi chiedi di confermarti il prolungamento, io pubblico la tua domanda e se non ci sono opposizioni ti confermo il prolungamento al 2033. Ora, quel tipo di procedura è trasparente o non è trasparente? Ci sarà un dibattito anche legale su questo aspetto, come peraltro c'è il comma 3 dell'articolo 2 bis che avrete visto sintetizza un estremo compromesso sulla transitorietà, perché il buon concessionario si aspettava un periodo tecnico transitorio di 5 anni che avete visto apparire sui giornali in una certa fase, e l'ultima spiaggia, a proposito del titolo del convegno, è stata invece quella di dire: beh, se ci sono cause legali sulla concessione, la concessione può spirare nel 2024, ma quello è il termine ultimo. Poi si dovrà vedere anche col prossimo governo, evidentemente, come si fa a far spirare un contenzioso legale in virtù di una norma che dice tu il contenzioso lo devi chiudere entro il 2024. Comunque, dire, un po' di dibattito ancora ci sarà. Dibattito legato anche al tema dei decreti legislativi. Noi come categoria dei porti turistici, non so se si riesce a far apparire la slide che avevo consegnato alla regia come a Somarinas. Abbiamo chiesto, ecco qua, vedete questo documento alle mie spalle, è il documento internazionale che ICOMIA, che è l'Organizzazione Mondiale delle Industrie Nautiche, ha emanato come linea guida di raccomandazioni per le concessioni riguardanti i porti turistici. E quindi a livello internazionale ICOMIA ha detto: signori, i porti turistici sono capital intensive, richiedono pesanti investimenti di decine di milioni, hanno un avviamento lunghissimo di anche 10 anni, perché devi richiamare nuova clientela dall'estero, devi adattarti alle nuove tipologie di unità nautiche, eccetera. Hanno problemi di flessibilità, perché la tecnologia cambia, quindi anche le infrastrutture devono cambiare, possono avere problemi di insabbiamento, possono avere problemi di eventi atmosferici gravi. E per tutte queste considerazioni, vediamo la slide successiva, un porto turistico dovrebbe avere una concessione modulare. Vedete la linea verde che dice un porto turistico dovrebbe avere la possibilità di rimodulare la propria concessione dopo un certo numero di anni a seconda delle modifiche, delle trasformazioni sia del mercato che dell'infrastruttura che si devono affrontare e attraversare, altrimenti succede quello che succede, si vede nella linea blu, che c'è un declino totale della qualità dell'infrastruttura, perché il concessionario non investe più niente attendendo semplicemente lo spirare della concessione. Ora, questi elementi sono già presenti nel nostro ordinamento, perché, per dire, il regolamento di esecuzione del codice della navigazione prevede possibilità di rimodulazione della concessione. L'articolo 10 del DPR 597, che è la legge che regola le concessioni della portualità turistica in Italia, ha previsto questo tipo di meccanismo. Ecco perché noi chiediamo che nei prossimi decreti attuativi della nuova legge sulla concorrenza ci sia una disciplina specifica. Infatti la norma parla di uno o più decreti attuativi, quindi un decreto attuativo deve essere dedicato proprio specificamente al mondo della portualità turistica, che è un mondo molto complesso, anche perché i criteri di base
che sono indicati attualmente nel testo della legge concorrenza per i concessionari fanno riferimento principalmente a problematiche di spiaggia, cioè il criterio che bisogna mantenere l'accesso alla battigia. In un porto non è che possa entrare chiunque, perché ci sono delle regole di sicurezza da rispettare. La partecipazione ai bandi delle microimprese, le microimprese con i porti turistici non hanno molto a che vedere, la partecipazione degli enti del terzo settore, anche questo è un criterio che non c'entra col nostro mondo, le attrezzature preferibilmente che siano completamente amovibili, questo può andare bene per una spiaggia, non certo per un porto turistico. Ecco perché la traccia di fondo della legge concorrenza nella materia delle concessioni turistico-ricreative è dedicata principalmente alle spiagge, ma ha bisogno di una sua precisazione con riferimento al mondo della portualità turistica. Mondo della portualità turistica, peraltro, che nel nostro caso, nel caso della nostra associazione, è costituito principalmente da porti turistici di grosse dimensioni che hanno concessioni di lungo periodo, che quindi andranno ad affrontare questo problema tra un arco di tempo di decenni nella maggior parte dei casi. Però è giusto, come dire, che la nostra categoria si attrezzi per disciplinare al meglio la materia per il futuro. Poi ovviamente ci sono alcune strutture per la nautica che sono prossime alla scadenza e qui tra l'altro tengo a sottolineare un tema. Quando si parla di gare c'è anche un po' di fraintendimento perché lo spirito della Bolkestein è soltanto uno spirito di trasparenza. Quindi quello che è stato previsto per esempio all'articolo 3 della stessa legge concorrenza, che è dedicato ai terminalisti dei porti commerciali, cioè l'istanza di parte, chiaramente va mantenuta anche nel settore dei concessionari attualmente operanti, cioè il concessionario ha sempre e comunque la possibilità di fare la propria richiesta di nuovo investimento. Chiaro, è logico e giusto che questa richiesta di nuovo investimento possa essere messa in comparazione con la proposta di qualcun altro. Poi noi teniamo molto anche al tema di quelle che sono le cosiddette concessioni infungibili, quindi una premialità che va precisata nei decreti legislativi per le concessioni che sono per esempio adiacenti ad aree private. In Bretagna, in Francia, hanno dato per scontato per esempio che non si faccia neanche la gara nell'ipotesi di concessione adiacente ad un ristorante che sia stato realizzato su proprietà privata o un albergo che si affacci sulla spiaggia. Ecco. Quindi ci sono tutti questi elementi che ci divertiremo a sviscerare ampiamente nei prossimi mesi e temo anche nei prossimi anni, Assessore, ecco. E quindi una parte della patata calda sicuramente passerà al prossimo governo. Grazie. Ringraziamo il Presidente Perrocchio. In questi giorni sono stati moltissimi comunicati stampa e le reazioni, fra cui quello di FIBA Confesercenti, che in pratica dice che il governo ha deciso di non decidere, rimettendo nelle mani di altri questa decisione. Il provvedimento non è quindi gradito a tutti. Il Veneto ha comunque reagito in maniera diversa perché ha una propria legge regionale. Di questo e di altri argomenti parliamo con Alessandro Berton, Presidente di Union Mare Veneto. No, lascio io il posto, lei resti Assessore. Sì. Come vuoi Alessandro? Sì. Grazie. Domini meglio la platea, dai. Devo accendere qualcosa? No, è già tutto attivato. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ma allora credo sia eccessivo quando l'Avvocato Carnielli mi ha definito un'eccellenza. Di sicuro Union Mare Veneto è un'eccellenza di questo territorio. Union Mare Veneto è la più importante, la più autorevole associazione di categoria che raggruppa gli esercenti di stabilimenti balneari e prima ho ascoltato con grande attenzione l'intervento dell'assessore Zuin che giustamente parlava di Venezia Spiagge. Venezia Spiagge è una di queste eccellenze. Venezia Spiagge è un'associata di Union Mare Veneto, rappresenta una delle tante realtà che hanno saputo reagire proprio con quell'approccio diverso di cui parlava la nostra moderatrice poc'anzi.
Perché vedete, io credo che quando ci si debba interrogare su argomenti dirimenti come questi, insomma, bisogna avere anche un po' così il coraggio di avere un approccio autocritico. Allora dobbiamo innanzitutto fare la fotografia di che cosa stiamo parlando. È vero che i fondi del PNR non sono legati al demanio, ma è altrettanto vero che nel momento in cui è stata inserita all'interno del DL concorrenza, di fatto la strada, la rotta era tracciata. Allora io nell'inviare queste slide, che come potete vedere sono datate 1° settembre, c'era anche l'amico Roberto quel giorno lì, in occasione del G20 delle spiagge, che comprende appunto i 20 comuni turistico-balneari più importanti d'Italia, noi presentammo in maniera molto provocatoria quello che all'epoca definemmo PTTRR, ovvero Piano Turistico Territoriale di Ripresa e Resilienza. Parliamo di 2 mesi prima della sentenza del Consiglio di Stato. Allora, evidentemente non ho, come dire, delle doti di preveggenza, voglio semplicemente dire che stiamo discutendo di qualcosa che ormai era noto da tempo. Dobbiamo avere il coraggio di dire che le concessioni demaniali sono scadute il 31/12/2009 e che fin dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2016 eravamo assolutamente consapevoli che saremmo arrivati qui. Ed è questo che ha permesso ai tanti esempi illuminati dal punto di vista imprenditoriale, come quello di Venezia Spiaggia che è stato citato prima, di dare una risposta diversa. Del resto il motivo per cui questo territorio, mi riferisco al Veneto, alla costa veneta, ha reagito in maniera differente, mi si permetta anche un pochino meno isterica rispetto ad altri territori di fronte a questa problematica, è proprio perché il Veneto ancora oggi è l'unica regione italiana che ha una propria normativa della legge 33 del 2002 che prevede la possibilità di rilasciare delle nuove concessioni demaniali per effetto di una sorta di progetto di finanza, un piano di investimenti che quindi consenta, nel pieno rispetto di quanto previsto dai principi di libera concorrenza, l'ottenimento di una concessione demaniale che, tanto per intenderci, non andrà a gara. Quindi quelle poche concessioni italiane che non saranno oggetto della direttiva Bolkestein si trovano in Veneto. Una è quella del Venezia Spiagge, che è già stata citata più volte, ne abbiamo Eraclea, ne abbiamo Cavallino, ne abbiamo Sottomarina. Forse l'esempio più eclatante fu quello di Bibbione nel 2016, dove si riuscì a rispondere a quella criticità anche con un'aggregazione degli operatori, quindi dando una risposta di sistema. Allora è del tutto evidente che c'è in atto un cambiamento profondo. È altrettanto evidente che la situazione di incertezza in cui ci troviamo è purtroppo figlia del fallimento della politica di centrodestra, di centrosinistra, perché da quel 2009 a oggi ho perso il conto del numero dei governi che si sono intervallati alla guida di questo Paese. Eravamo a pochissimo, no Roberto, con la legge Erlotti-Pizzolante, poi è caduto il governo e siamo ripartiti da capo. E ancora abbiamo fatto diventare l'ottimo ministro Centinaio l'eroe dei balneari, però il problema non erano i 15 anni della 145, il problema era che quella materia andava riformata, la 145 prevedeva la necessaria riforma di un settore, riforma che poi di fatto non è partita. Perché? Perché anche in quel caso c'è stato il cambio di governo, siamo passati dal Conte 1 al Conte 2, non c'è stata la volontà politica di dar seguito ai decreti attuativi di quella norma che portava il nome di un autorevole esponente di una componente che non faceva più parte del governo. Allora il problema dell'imprenditoria italiana e dell'imprenditoria balneare veneta fondamentalmente nasce da lì. Però siccome ho esordito parlando di necessario approccio autocritico, io credo che si debba anche un pochino guardarsi dentro, no? E la verità è che anche noi come comparto ci eravamo un pochino adagiati sulla girandola delle proroghe. E allora se potessimo andare avanti un attimo con le slide, credo che quello che dovremmo fare è proprio riscoprire questo, quello che come dire, gli studiosi di marketing chiamano CSR, Corporate Social Responsibility. A noi piace chiamarla una visione etica del fare impresa, perché vedete, la piscina di cui parlava Zuin prima è uno di quegli interventi di pubblica utilità condivisi con la pubblica amministrazione che serve non solo ad innalzare il livello qualitativo, in questo caso dei servizi offerti alla clientela, ma anche ad innalzare il livello qualitativo del territorio. E quindi la vera sfida del futuro è questa, è quella di perseguire un legittimo obiettivo di impresa facendo anche qualcosa di buono per gli altri, anche per la cittadinanza,
perché le spiagge del Veneto, come tutte le spiagge italiane, sono un bene pubblico. Del resto i balneari di Union Mare Veneto sono da sempre dei gestori premurosi ed attenti di quello che è un bene pubblico, ma guardate che quelle aziende, le aziende che insistono nel demanio, sono delle aziende private. Noi non siamo in affitto d'azienda. Sono delle aziende che sono state costruite con anni di sacrifici e di investimenti, ed è per questo che il tema dell'indennizzo è così dirimente nei confronti dei futuri percorsi di evidenza pubblica. Allora, tornando all'isteria con cui certe zone del nostro Paese hanno reagito a questa situazione, cerchiamo di intenderci, nessuno di noi è contento della situazione che stiamo affrontando, però è del tutto evidente che il mondo sta cambiando, che c'è un cambiamento in atto e ci sono due tipi di approccio. C'è chi vuole essere protagonista di questo cambiamento e potenzialmente essere il primo di questo nuovo mondo, e c'è chi ha l'ambizione di tentare di fermare questo cambiamento. Io credo che non possa essere possibile. E se la politica non è riuscita in 12-13 anni a produrre una soluzione legislativa efficace, francamente trovo anacronistico poter pensare che un governo di coalizione, di unità nazionale come quello attuale, che deve affrontare tutta una serie di emergenze, potesse fare in pochi mesi di più di quello che ha fatto. Ma mi spingo oltre, perché io credo che se in questo momento abbiamo questo tipo di provvedimento e tutto sommato c'è stata anche la capacità politica di mettere un attimo in stand-by la decisione di affrontare il tema degli indennizzi, questo debba essere una cosa positiva, perché guardate che a febbraio stavamo parlando di residuo di ammortamento. Allora il riconoscimento di quelle aziende, che lo ribadisco per l'ennesima volta a costo di apparire ripetitivo, sono aziende private, sono aziende che sono state costruite a qualsiasi livello in 20, 30, talvolta 50 anni di investimenti e di sacrifici, deve essere affrontato nella maniera più opportuna e puntuale. E quindi io tutto sommato credo possa essere un bene il fatto che ci possa essere in seconda battuta, come dire, la possibilità di affrontare in maniera più puntuale ed opportuna questo tema, anche perché ritengo che il nostro Presidente del Consiglio, da stimato economista qual è a livello mondiale, non abbia difficoltà a comprendere di che cosa stiamo parlando. E allora forse dobbiamo capire bene di che cosa stiamo parlando, perché il turismo è una tematica di competenza regionale, ma i dati del turismo in Veneto sono impressionanti. Nel 2019 ero a Bruxelles a presentare il progetto Venice Sense con il governatore Zaia e con il sindaco Brugnaro, che mi parlava che di lì a poco, insomma, con l'estate sarebbe partita la prima edizione del Salone Nautico, che oggi è la dimostrazione plastica di quello che vuol dire avere una visione. Ecco, probabilmente questo è il gap che abbiamo vissuto in questi anni, la mancanza di una visione nei confronti di un fenomeno economico come quello turistico, che di fatto non ha avuto le risposte necessarie, perché se è vero come è vero che in epoca pre-pandemica il turismo in Veneto cubava 19 miliardi e se di quei 19 miliardi le spiagge della costa veneta rappresentano da solo il 50%, noi capiamo come stiamo parlando di qualcosa che è quasi a livello dell'ultima finanziaria. La finanziaria di novembre cubava 21 miliardi e questa forma di ricchezza non è una forma di ricchezza in nessun modo delocalizzabile. Noi non possiamo andare a produrre dove ad esempio il costo del lavoro è inferiore, dobbiamo produrre qui. Quindi quei numeri sono frutto di due cose: da una parte la bellezza del nostro territorio e dall'altra parte la professionalità dei nostri operatori, perché se siamo da anni la prima regione italiana per presenze turistiche, è evidente che se quei numeri per il 50% sono imputabili alle spiagge, gli operatori turistico-balneari del Veneto hanno concorso in maniera determinante a quel primato. Purtroppo anche da questo punto di vista paghiamo un gap reputazionale, perché l'Italia è lunga, le situazioni costiere sono molte, uno dei tanti temi collegati a questo argomento è quello dei canoni demaniali, che probabilmente sono inadeguati, che probabilmente potrebbero essere ritoccati, ma che in Veneto sono pagati da sempre. Non posso dire lo stesso in tutte le altre zone d'Italia. Allora mi piace ricordare, perché solitamente mi viene bene essere antipatico, che il Veneto è la prima regione italiana per contribuzione di canoni demaniali, quasi 15 milioni, ma soprattutto mi piace ricordare che quei denari non rimangono sul territorio. Allora qui il problema non è pagare di più, qui il problema è che i balneari sarebbero assolutamente disponibili a pagare di più, ma ad esempio quelle risorse potrebbero rimanere sul territorio ed essere impiegate ad esempio nei progetti di difesa della costa, perché se no non ci vorrà la Bolkestein, è bastata la bora di queste ultime 48 ore, ad esempio, a
mettere in difficoltà i nostri operatori. Allora non è possibile che un'industria che ha i numeri che in maniera così veloce io ho tentato di descrivere viva poi una situazione di fragilità in questo modo. Ebbi modo di parlarne con il ministro Garavaglia, che venne a trovarci nella nostra sede centrale a Roma proprio all'indomani del voto della disposizione del governo che ha dato via all'iter legislativo che credo avrà un passo determinante proprio lunedì. Voglio fidarmi del Ministro, voglio fidarmi della componente politica di centrodestra di questo governo che credo abbia dimostrato una sensibilità maggiore rispetto ad altri interlocutori della compagine politica governativa attuale, ma soprattutto voglio porre l'accento sulla necessità di fare una riflessione su questo tema, perché vedete, il problema delle concessioni demaniali non è un problema di Berton o di Perocchio, è un problema di sistema. Le spiagge del Veneto sono date dalla compenetrazione di settori produttivi distinti che alle volte dipendono tra loro. Poi si collegherà il nostro amico Alberto Granzotto. Provate a pensare all'incidenza del ricettivo alberghiero, spiagge come Jesolo, come Caorle, la presenza dei campeggi, e quindi è chiaro che è un problema di sistema, è un problema di territorio. A questo sistema e a questo territorio noi dobbiamo dare delle risposte, perché se no avremo anche un problema sociale per quelle che sono le evidenti ricadute occupazionali che questa forma di economia reale, nel senso più letterario del termine, ha sul nostro territorio. Allora anche qui il grande lavoro che è stato fatto negli scorsi mesi in collaborazione con la conferenza dei sindaci della costa proprio per uniformare i regolamenti di uso del demanio e per far sì che le imprese turistico-demaniali del Veneto siano pronte il prima possibile e nel modo migliore possibile ad affrontare questi futuri percorsi di evidenza pubblica deve essere lodato e deve essere riconosciuto. Invece anche su questo si è fatta un po' di speculazione, perché i veneti sono quelli che vogliono fare i primi della classe. Viva Dio, siamo la prima regione turistica italiana, cioè se ne facciano una ragione gli altri, ma soprattutto cerchiamo di partire dalle cose buone che si sono fatte e che si sono cristallizzate sul nostro territorio. Quindi io, per concludere, mi fa sorridere quando sento esponenti di altre associazioni che in questo momento, come dire, annunciano la possibilità di scioperi, non scioperi. Io credo che noi siamo degli imprenditori, dovremmo mantenere gli occhi sulla palla. Credo che la migliore risposta che si possa dare in questo momento per tutelare i nostri associati è quello di iniziare a preparare le aziende, a farle trovare pronte, perché se dobbiamo fare la finale dei 100 metri delle Olimpiadi non ci possiamo allenare il giorno prima e non le possiamo fare con le Timberland, ma dobbiamo avere gli strumenti adeguati. Da questo punto di vista noi abbiamo la coscienza a posto, perché abbiamo iniziato una riflessione, come potete vedere, ben prima della sentenza del Consiglio di Stato. Peraltro, anche se non voglio fare il difensore del governo, ve la ricordate la sentenza del Consiglio di Stato? Tanquam non esset, come mai fossero esistite? Allora probabilmente se non ci fosse stato, come dire, quell'intervento, magari adesso, anziché avere gli ombrelloni sulla spiaggia, forse avremo qualche procuratore della Repubblica che va a sequestrare, come già è successo da altre parti. Quindi io credo che questo sia il momento della responsabilità. Credo che si debba smetterla di affrontare questo tema con la mera contrapposizione e la polemica politica, e forse gli imprenditori dovrebbero tornare a fare impresa, perché uno dei tanti motivi che hanno concorso a questa criticità è che da quel 2009 a oggi siamo diventati tutti degli esperti giuristi, abbiamo dedicato troppo tempo, energie e risorse a parlare di tematiche giuridiche e magari meno a coltivare e a cercare di aiutare le nostre imprese. Concludo con un auspicio: i veneti sono gente seria, sono gente operosa che cerca di non disperdere tempo, energia e denaro a parlare di problemi se può cercare delle soluzioni. Noi delle soluzioni le abbiamo proposte, e la dimostrazione plastica di questo è il fatto che le poche concessioni demaniali che non andranno a gara sono in questo territorio. L'auspicio che io mi sento di condividere con tutti voi è che chi non ha ancora preso coscienza di questo inizi a farlo, perché tempus fugit e le lancette continuano a correre. Grazie. Ringraziamo il Presidente Berton. Fra le numerose reazioni di questi giorni c'è stata anche l'indagine di altro consumo uscita il 27 maggio
che ha evidenziato che quest'anno le tariffe degli stabilimenti balneari saliranno dal 5 fino al 18%. Però tuttavia, nonostante questo, il 39% degli italiani ha dichiarato che sceglierà una spiaggia con le attrezzature balneari e turistiche proposte. A questo punto c'è una dichiarazione di Federico Cavallo, che è responsabile relazioni esterne di Altro Consumo, che sostiene comunque il loro appoggio all'articolo 2 del provvedimento, che va nella direzione giusta e risponde all'esigenza di mettere al centro la varietà e la qualità dei servizi ai consumatori. Punto che Altro Consumo aveva evidenziato sia nella lettera dell'agosto 2021 alla GCOM e al Governo, e quindi sono contenti di procedere in questa direzione. Quindi pareri alternanti, pareri che vanno anche in direzioni diverse. Continuiamo il nostro discorso con Alberto Granzotto, Presidente nazionale Faita Federalberghi, che è collegato. Sì, buonasera a tutti. Mi sentite bene? Scusatemi, Faita Federcamping. Mi scuso. Sì, buonasera. Mi sentite bene? Sì. Sì, ti sentiamo Alberto. Ciao. Buonasera a tutti. Allora, da dove cominciare? Ho sentito tutti gli interventi che hanno anticipato, ad esclusione purtroppo di quello dell'assessore Zuin, di cui non avevo il collegamento audio. Ma ritengo di averne colto dalle parole e dai richiami alcuni aspetti. Il tema della direttiva comunitaria Bolkestein per il mondo del turismo all'aria aperta è alquanto complesso e articolato, perché viene a riprendere dei temi già evidenziati in precedenza dall'intervento del dottor Perrocchio e da parte del presidente di Uniomare Alessandro Berton, con delle specificità particolari, caratteristiche di questo settore e in modo particolare di questo territorio. Ricordiamo che in Veneto ci sono circa 3 milioni di metri quadrati di area demaniale in cui insistono attività ricettive di campeggio, tutte situate in quello che è il cosiddetto demanio eventuale, quindi ad esclusione di quello che è il demanio naturale di cui all'articolo 822 del Codice Civile. Quindi siamo di fronte a un problema che per dimensione e rilevanza è molto importante e che nel dibattito parlamentare di questi giorni e negli aspetti governativi non ha avuto la necessaria approfondimento, la necessaria sviluppo e articolazione. Vediamo un po' di numeri. È stato citato prima che il turismo balneare rappresenta la principale fonte di presenze turistiche del territorio. All'interno del turismo balneare, nel Veneto, il turismo all'aria aperta è la prima forma di sviluppo di questo settore. Ecco perché l'argomento è di centrale importanza. Io nel mio ruolo di presidente regionale di Faita Nord-Est, che ricopre le regioni del Veneto e del Friuli, e dal 2021 di presidente nazionale di Faita Federcamping, che racchiude la maggioranza delle imprese del settore turistico ricettivo all'aria aperta, ho avuto modo di seguire in modo dettagliato e analitico lo sviluppo di tutta la discussione degli ultimi mesi. Sono perfettamente d'accordo sul tema che la definizione delle procedure di evidenza pubblica delle concessioni demaniali sia un tema non eludibile e che forse la politica in questi anni è stata assente dal tema proprio perché c'era la possibilità di affrontare l'argomento in modo molto più completo e metodico, così come è avvenuto in altri paesi europei che hanno nel mare comunque una risorsa fondamentale per lo sviluppo della loro economia turistica. Facciamo riferimento in modo specifico al Portogallo, alla Spagna, alla Grecia, alla stessa Francia, con delle caratteristiche particolari, in cui si è tenuto ben distinto quello che è il demanio naturale, le spiagge di cui si occupa il collega amico Alessandro Berton, da quelli che sono le strutture ricettive, le quali hanno delle caratteristiche in parte complementari e in parte diverse. È evidente che, come ha evidenziato Perrocchio, ci sono le concessioni infungibili. Campeggi sono tutti, nella maggioranza, frontistenti o il demanio marittimo o il demanio lacuale e in qualche caso anche il demanio fluviale.
ed è evidente che la loro caratterizzazione e il loro sviluppo negli anni è stato un binomio molto stretto tra l'attività turistica vera e propria e l'arenile adesso prospicente. E questo già di per sé stesso è una tematica molto importante che in alcuni ordinamenti giuridici ha trovato uno sviluppo completamente diverso rispetto a quello indicato nel disegno di legge concorrenza. Citiamo per esempio il caso della Grecia, in cui è stata approvata una prima legge modificata poi nel 2021 senza che abbia aperto nessun tipo di procedura di infrazione comunitaria, in cui per quanto riguarda le strutture ricettive, specificatamente hotel e campeggi citati testualmente nella normativa, le spiagge antistanti non sono oggetto di procedura di concessione o di evidenza pubblica, ma di una autorizzazione annuale che viene rinnovata periodicamente a dimostrazione della titolarità della struttura ricettiva retrostante. Fenomeno simile si ha anche in Portogallo con diritto di insistenza, il quale era già in vigore da oltre 10 anni e che solo 2 settimane fa è stato oggetto di procedura di infrazione da parte del diritto comunitario dopo che ne avevamo attirato l'attenzione in sede di audizione assieme con Federalberghi in Senato. Questo per dire quindi che il tema a livello comunitario ha già trovato una serie di differenziazioni molto più ampie, accettate dal diritto comunitario stesso, che in questa fase di ragionamento e discussione da parte della politica, purtroppo, nonostante nostre audizioni, segnalazioni e documentazioni, non hanno trovato particolare riscontro. In più, abbiamo anche il fenomeno che molto spesso le nostre aziende sono collocate non solo in terreno demaniale, ma una parte delle stesse è anche in terreno di proprietà privata. Quindi abbiamo delle aziende che sono dei veri e propri coacervi in cui una parte è in proprietà privata, una parte in proprietà demaniale. Perché questo? Perché molte di quelle aree di demanio non sono un demanio necessario, ma sono dei relitti del passato, frutto di vecchie aree tenute a disposizione spesso per motivi di tipo militare, che in parte hanno avuto già opere di demanializzazione. Pensiamo a tutto il processo relativo ad alcuni terreni agricoli che poi sono stati acquistati dai campeggi e hanno avuto il cambio di destinazione d'uso, oppure a situazioni in cui sono in corso dei procedimenti di demanializzazione ma che non sono ancora conclusi e che pertanto al momento permangono ancora nell'ambito del demanio marittimo. Tutti questi elementi ci spingono a richiedere nei decreti legislativi che dovranno essere sviluppati a seguito della legge delega che sarà sicuramente approvata del decreto concorrenza una attenzione particolare al mondo del ricettivo in generale e al mondo del ricettivo del turismo all'aria aperta che io rappresento. Bene ha evidenziato il dottor Perrocchio dei porti turistici, dell'importanza degli investimenti, dell'avviamento, della loro flessibilità. Sono tutti temi che noi sposiamo perfettamente, in quanto le attività turistiche ricettive all'aria aperta sono per loro natura abbisognovoli di importanti investimenti per rimanere competitivi sul mercato. Non dimentichiamo che il comparto del turismo all'aria aperta in Veneto è leader non solo nel paese, ma in Europa. Abbiamo una percentuale di imprese di eccellenza riconosciuta unica in tutto il territorio europeo. Oltre il 10% di tutte le migliori strutture ricettive del turismo all'aria aperta, a detta della valutazione indipendente dell'Automobile Club tedesco, che è per tutti il primo mercato, sono nel territorio veneto costiero. E questo quindi è un elemento che dimostra come negli anni da parte degli imprenditori ci sia stata un'attenzione e una cura e uno sviluppo di quel bene pubblico, così come il codice della navigazione mette sempre come punto preliminare nelle procedure di assegnazione dello stesso, che riteniamo che sia fondamentale che vengano ad essere evidenziati. Bene, da parte della Capitaneria è stato evidenziato il tema delle pertinenze e dell'articolo 49. Un tema che a noi sta molto a cuore perché è evidente che gli investimenti che sono stati fatti nel mondo del turismo all'aria aperta
hanno seguito una logica diversa rispetto a quella che è la procedura tradizionale di progetti di finanza pubblica, perché molto spesso gli imprenditori, confidando in un legittimo affidamento della legislazione nazionale e regionale, non dimentichiamo anche l'articolo 4 del piano casa che prevedeva, a fronte di un determinato montare di investimenti, un prolungamento della concessione previa pubblicazione della stessa, quindi rispettando anche l'articolo 18 del codice della navigazione, i principi di evidenza della direttiva comunitaria, sono necessariamente oggetto di una valutazione specifica, perché il mero incameramento determinerebbe sicuramente una situazione di indebito arricchimento da parte di un eventuale nuovo concessionario subentrante a seguito della procedura di evidenza pubblica. E anche questo è uno di quegli elementi su cui abbiamo cercato di portare l'attenzione del governo, che l'articolo, il comma relativo all'indennizzo, lascia aperto i futuri decreti delegati su cui la nostra attenzione sarà massima. Quindi, dal nostro punto di vista, sicuramente siamo favorevoli all'applicazione corretta della direttiva comunitaria, ma siamo favorevoli a un'applicazione che tenga conto anche di quanto è già avvenuto nell'ambito degli altri paesi comunitari, che hanno comunque valorizzato quelle che sono alcune specificità, che non vogliono dire protezione di interessi particolari, ma prettamente valorizzazione di modelli di sviluppo che comunque funzionano, valorizzano il bene pubblico come lo spirito della legge richiede, nell'ambito di un'azione complessiva. Ecco che quello che noi chiediamo è quindi che nella prossima sviluppo ci sia un'attenzione della specificità che il nostro settore rappresenta. Ripeto questo argomento in modo pedante perché purtroppo in questo periodo l'attenzione dei mass media e della politica è stata concentrata in modo eccessivo sul mondo della concessione balneare, intesa come demanio marittimo naturale, come spiaggia e lido, e quindi ecco qui il passaggio sulle opere facilmente amovibili e tutta una serie di altri elementi, dimenticando che nel nostro paese invece l'elemento delle concessioni demaniali su aree non di demanio naturale costituiscono un elemento molto importante. In Spagna su questa tipologia di aree sono arrivati, proprio per la difficoltà della definizione dell'indennizzo e per la tutela del legittimo affidamento degli imprenditori che avevano investito negli anni precedenti, a concessioni fino a 75 anni, rinnovabili per altri 75 anni, e lo stesso è avvenuto in Portogallo, senza che questo abbia determinato l'apertura di procedure di infrazione. Questo quindi a voler sottolineare che determinate puntualizzazioni sono comunque nel rispetto della normativa e non vogliono essere sterili polemiche. Quindi abbiamo l'opportunità sicuramente con questa legge delega, questo decreto concorrenza e i decreti legislativi delegati, di aprire un tavolo molto interessante di sviluppo. Quello che noi auspichiamo è che questo sviluppo tenga conto di tutte le peculiarità che ciascun settore viene a svolgere. Bene, è stato anche citato l'aspetto del federalismo demaniale, perché anche su questo argomento l'Italia è un territorio molto vasto, molto caratterizzato anche da situazioni di sviluppo diverso. È evidente che le spiagge e i campeggi del Veneto hanno delle caratteristiche fisiche completamente diverse da quelli dei campeggi della Liguria, per citare un esempio, o di altre regioni. Ed sono tutte esigenze che devono essere tenute in modo specifico, valorizzate, per poter affermare la ricchezza del nostro territorio, del nostro patrimonio turistico, che ben viene detto e valutato sempre rappresenta il 13% del PIL e che sicuramente potrebbe ulteriormente crescere se opportunamente seguito e valorizzato. Grazie. Ringraziamo il Presidente Granzotto per questo interessantissimo intervento. Passiamo ora la parola a Silvia Vianello, Presidente del Consorzio di Promozione Turistica con Chioggia Sì, attivo nel territorio dal 1994, che riunisce oltre 80 soci del territorio. Sì.
Ringrazio per l'invito, per me è un onore essere qui oggi e tra l'altro è anche la prima volta che vengo al Salone Nautico, per cui è stata veramente una bella esperienza e quindi vi ringrazio. Ringrazio l'amministrazione per l'accoglienza e complimenti per questo evento veramente importante. È un evento importante e lo parlo da operatore turistico in particolare, però anche da chi promuove il nostro territorio. Un territorio che non è più una destinazione, una località singola, ma la promozione si fa su un'area veramente più vasta. Io sono presidente del consorzio con Chioggia Sì, è un consorzio nato a Chioggia ormai più di 20 anni fa, che ha visto grandi cambiamenti in particolar modo legislativi. Infatti con la legge 11 del 2013 sono cambiate letteralmente le cose per quanto riguarda la promozione, sono state chiuse le APT territoriali e si è demandato alle destinazioni, ai comuni, la promozione in una sorta di combinazione pubblica-privata. E quindi sono nate le OGD, sono le organizzazioni di destinazione, di gestione della destinazione. Ecco, noi quindi abbiamo il grande compito di promuovere quelle che sono le nostre bellezze e quindi come diciamo, presidente di un consorzio di promozione, ma anche come un operatore del territorio, io mi occupo di spiaggia e di accoglienza turistica, di strutture di accoglienza. Devo dire che il nostro è un compito veramente grande e importante. Perché? Perché insomma, abbiamo visto cambiare le cose e ci rendiamo conto di quello che i nostri potenziali visitatori, clienti, vogliono quando vengono in Italia. Questo perché lo dico? Perché quella che è la nostra caratteristica, oltre che le bellezze del nostro territorio, quindi le nostre spiagge, la cultura, le città d'arte, la natura e l'enogastronomia, quello che ci caratterizza fondamentalmente e ci dà quello scatto in più quando noi promuoviamo le nostre destinazioni è proprio l'italianità, cioè il fatto che siamo noi italiani che gestiamo questo, nonostante tutte le nostre carenze e tutti i nostri difetti. Ma il fatto che quando accogliamo i nostri clienti li accogliamo a casa nostra come fossero a casa loro, questo ci distingue letteralmente da un'accoglienza molto più fredda, più sterile che si può avere in altre località. E la difficoltà di questi ultimi anni, non vi nascondo, oltre al fatto dell'incertezza di quello che sarà il futuro delle nostre spiagge, è anche stata dovuta in particolare a quello che abbiamo avuto con la pandemia e con il Covid, ma nonostante questo non abbiamo mollato, anzi grazie diciamo, al supporto della Regione Veneto e quindi alla possibilità di partecipare a progetti, ai Port Fairs, abbiamo aderito a questi tipi di proposte, portando a casa progetti per più di €1 milione soltanto nel comparto della località che io gestisco insomma, con la promozione. E in più anche un importante veicolo di promozione è stata Venice Sense. Venice Sense, come ha già citato Berton, è una rete di impresa voluta dai privati ma anche supportata dalla Regione, all'interno della quale ci sono rappresentate tutte le spiagge della nostra costa. Perché dico che è importante Venice Sense? Perché quando si pensa alla promozione, come eravamo abituati una volta, magari il singolo albergo andava a rappresentarsi o la singola spiaggia andava alla fiera. Ormai le cose sono cambiate. Il turista, il nostro potenziale cliente, può essere il vicino di casa, ma anche può essere una persona dall'altra parte del mondo. Per cui la globalizzazione ha fatto sì che il potenziale cliente debba essere accompagnato pian piano a una macro destinazione e a sua volta a casa nostra. Per cui la Regione Veneto in questo senso, io mi sento di dire che è una regione che ha visto giusto, cioè spingere questo tipo di
di reti, di impresa, di strutture, è la carta vincente per arrivare a portare i clienti a casa nostra. Venisense si occupa di fiere, ma nell'ultimo periodo, nel periodo della pandemia, abbiamo lavorato tantissimo con tutta la parte social e la parte, diciamo, attraverso gli strumenti informatici. Sono stati prodotti articoli importanti nelle maggiori testate giornalistiche italiane e straniere, campagne pubblicitarie alle radio, alla televisione, e devo dire che gli investimenti sono stati notevoli, grazie ovviamente ai privati e alla parte pubblica che ha contribuito. L'incertezza però, oltre al discorso della pandemia, chiaramente, tornando un po' anche al tema della serata, è dovuta anche al fatto che la gestione delle spiagge in questi ultimi anni è sempre stata, come diceva anche Berton prima, prorogata, ma mai in maniera certa e sicura. Noi dal canto nostro abbiamo sempre fatto riferimento a una legge che fortunatamente, insomma, grazie alla lungimiranza dei legislatori veneti, a una legge che ci ha supportato, cioè la legge 33. Questa legge, a prescindere dal fatto che ci dà una mano alla possibilità di prorogare la nostra concessione, secondo me la cosa più importante che ha contribuito è il fatto di spingere le aziende ad investire. E questo ha fatto sì che le nostre spiagge siano spiagge d'eccellenza veramente in tutta Italia e non solo. Tra l'altro c'è stata una grande commistione e anche partecipazione di tutti i livelli, oltre che governative ma anche locali, delle ASL, assieme alle quali abbiamo prodotto dei progetti, e ricordo in particolare il progetto Spiagge Sicure e Spiagge Inclusive, che determinano una qualità di eccellenza a tutti gli stabilimenti balneari della nostra località e anche, devo dire, i campeggi, perché chiaramente ne godono tutti di questa eccellenza. Io non vorrei essere troppo lunga in questo senso, però abbiamo bisogno ancora di essere aiutati, nel senso che la promozione va fatta in maniera coordinata e qua mi rivolgo alla Regione, mi dispiace che Caner oggi non possa essere qui, ma abbiamo bisogno di una struttura organizzata. Cioè la Regione Veneto sta investendo molto e chiediamo ancora di più. Abbiamo bisogno che ci sia una struttura organizzata che a vari livelli, fino a livello locale, possa dare delle risposte. Io dico un tour operator regionale, un tour operator locale, all'interno del quale però siano previste delle professionalità, perché i nostri imprenditori sono dei professionisti e hanno bisogno di essere supportati da altrettanti professionisti. Non ci si può più inventare la promozione come una volta, bisogna esserci nel pezzo e poter dare delle risposte non più solo ai clienti, diciamo, di vicinato, ma a una clientela che è molto più ampia. Concludo dicendo che io spero che si contenga il danno e le parole che sono state dette da chi, insomma, in questo ambito ci sta lavorando in maniera veramente professionale, vi ringrazio. Abbiamo bisogno di avere delle certezze, abbiamo bisogno di mantenere la nostra italianità e che ci distingue oltre che le bellezze del territorio, perché guardate che i tedeschi ci hanno provato in Croazia a investire e la Croazia non è l'Italia, adesso possono farlo anche qui da noi. Io spero di no, insomma, spero di poter continuare a lavorare per il mio territorio e vi ringrazio. Ringraziamo la Presidente Vianello. Ci sono domande in sala oppure per chi è collegato in streaming? Oh.
Propeller Club Porto Venice, sono vicepresidente perché vivo a Chioggia e quindi così ufficiosamente rappresento un po' Chioggia. Quello che ha detto l'amica Silvia è esattamente quello che noi condividiamo, e facendo riferimento all'interessante intervento non ricordo il nome, Alberto, lui cerca di essere, ha detto cercherò di essere antipatico, io cercherò di essere aggressivo, ma un po' meno questa volta, anche perché non rientra nei miei, anzi sarà un buono ricordando anche me stesso, mi pare 1995, quindi qualche giorno fa, dove grazie a una che ho ricercato per portarla qui oggi ma non l'ho trovata, lo ammetto, è una preziosa relazione del dottor Luigi Serafini, che è già stato comandante della Capitaneria di Porto, dove in quell'anno lì, 95, mi pare, con quella relazione in Parlamento, ero là, sono stato là 2 anni, dal 94 al 96, nel 95 riuscì a bloccare, a fare il primo blocco, perché anche se non c'era la Bolkestein c'era già una situazione molto ondivaga, c'era mare mosso, non era l'ultima spiaggia ma cominciava a muoversi il mare, e grazie a quella difatti l'associazione nazionale addirittura è forse l'unica medaglia che ho ricevuto da deputato, me la diede per l'occasione, perché erano tutti molto felici che la cosa si fosse soprasseduto, e siamo qui, siamo ancora soprasseduti. Ecco. Quindi io penso che il convegno sia propedeutico, anche se, come ricordava la nostra preziosa Presidente, la nostra attività è più che altro rivolta al mercantile, eccetera, ma anche questo è valido perché è un forte riferimento collegato a tutta la parte turistica, croceristica, eccetera, che ci conviene. Quindi complimenti per il convegno, signora Presidente, e al prossimo, e per tutti quelli che già sono stati invitati o lo saranno pubblicamente, il Propeller Club dà l'onore a Chioggia e a me di chiudere l'anno sociale giovedì 16 giugno in quel di Chioggia, quindi mi auguro di vedere tutti, anche il ritrovato amico Michele Zuin, che ho rivisto con piacere dopo tanti e tanti anni. Grazie. Ecco, allora l'onore a me chiudere questo convegno, che spero abbia dato un contributo così alla discussione che sicuramente è aperta, che è quello un po' lo scopo del club, quello di discutere, come ho preannunciato all'inizio, su tematiche di comune interesse, ma anche in maniera utile e costruttiva, senza pretese di esaustività, perché insomma sarebbe diciamo ridicolo, ecco, non è questa la sede. Purtroppo il Presidente nazionale, che ci teneva a collegarsi e continuava di fatti... Sono collegato. Siamo fortunati. No, ho sentito l'ultima mezz'ora, ma non ho voluto disturbare, Anna, però molto interessante. Ho sentito le ultime 2 relazioni. Umberto volevo Masucci, scusare. il Presidente nazionale Propeller Clubs, quindi è la parola, prego. Bene, no, volevo ringraziare tutti, ho sentito le ultime 2 relazioni interessantissime, non ho voluto disturbare, ma veramente ci tenevo a collegarmi, perché il Propeller di Venezia mette al centro tematiche sempre importanti. Questa tematica chiaramente della Bolkestein è una tematica importantissima, l'abbiamo già affrontata col Propeller di Taranto ed oggi ci è tornata il Propeller di Venezia con un convegno interessantissimo. Io credo che effettivamente, volevo solo chiudere dicendo che il Propeller di Venezia sta assumendo sempre più importanza, e ringrazio Anna, ringrazio l'amico Godino che ho sentito prima, vedrò se riesco a essere a Chioggia il 16, se no mi collego sicuramente, e dicevo anche, facevo notare che faremo una grande missione ad Amburgo del cluster marittimo portuale italiano, e ad Amburgo il 23-24 giugno avremo ben 4 veneziani, Presidente e Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale, il Presidente Federagenti Santi, l'amministratore delegato di FHP Becce, quindi Venezia mi sembra che effettivamente stia tornando al centro. Il Propeller serve anche a questo,
a mettere al centro Venezia, il suo porto, le sue spiagge, i suoi problemi, che dobbiamo contribuire quantomeno a discutere. Non siamo quelli che risolviamo i problemi, ma mettono al centro le problematiche e poi la discussione avviene al nostro interno. Quindi complimenti a Anna, all'amico Godino e a tutta la squadra. Grazie Presidente. Molto apprezzato il saluto che abbiamo percepito essere stato, diciamo, volante proprio, ecco. No, ma allora il Propeller organizza sempre delle missioni interessanti anche che hanno carattere proprio propositivo e parlava prima l'amica Silvia Vianello, diciamo amica proprio di Chioggia e quindi amica acquisita anche del club, con piacere, proprio del fatto che è necessario portare un sistema anche all'estero e dopo creare delle opportunità, dei contatti che possono essere poi sviluppati sempre in un'ottica costruttiva, e ho ben colto anche l'indicazione del Presidente Berton di ricordare che ovviamente si tratta di imprenditori che mettono in gioco le loro realtà, che fanno parte comunque di un sistema, quindi certamente l'imprenditore di per sé è propenso al rischio, ovviamente calcolato, ma se non c'è un sistema a supporto, e qui tutti i riferimenti anche di carattere giuridico che non sono però del nostro Presidente Perocchio, non sono diciamo dei meri riferimenti a numeri e a qualcosa di avulso dalla realtà, cioè c'è diciamo un sistema, un network composto da professionalità che devono assieme cercare di promuovere, non dico e risolvere anche problematiche, ma promuovere un sistema. Si parla tanto di sistema, ma è difficile farlo, perché bisogna riuscire ognuno a comprendere che è necessario a volte cedere un pezzo della propria sovranità territoriale, di conoscenza in questo senso, per aprirla ad un network che riesca a raggiungere quei goal che ci si propone. Quindi siamo tutti in divenire nel nostro piccolo e anche in questa tematica, da quello che sono riuscita a percepire facendo un po', senza entrare nel tema specifico, ma c'è necessità proprio di un sistema pubblico, privato, ognuno per il proprio, che vada negli ambiti internazionali per riuscire poi a promuovere una realtà che non può più essere demandata al singolo, perché sicuramente altrimenti si creano i presupposti per quelle fratture, diciamo, che aiutano la penetrazione di realtà ben più organizzate che ovviamente poi prendono sopravvento, ecco, mentre noi rimaniamo ancora a discutere dei sistemi massimi, quindi bisogna stare un po' attenti, immagino, di interpretare quello che è stato detto oggi, di riuscire a organizzare le fila di un sistema, sicuramente si è sempre, diciamo, a livello propositivo. E questo è il comune intendimento, ma dobbiamo magari a volte, ognuno per il proprio, ricordarcelo, perché altrimenti si perde di vista magari la visione, la vision, adesso si dice che è più intelligente dirlo in inglese, cioè la vision, che è quella proprio di promuovere un sistema organizzato. Quindi ringrazio tutti i relatori e la moderatrice, la nostra Laura Colognesi, la dottoressa Colognesi, per la partecipazione, per il contributo che è stato dato all'invito, insomma, che è stato anche promosso dal club su questa tematica, e magari ci incontreremo nuovamente per, chi lo sa, la prossima puntata su questo tema. Grazie a tutti e buona giornata.